Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del martedì sera con, vedete già alle mie spalle il titolo della trasmissione, il sindaco risponde alle vostre domande, parleremo ovviamente con il sindaco di Padova per tutto quello che sta accadendo in città e ci sono davvero moltissime novità. Se avete ovviamente interesse nel fare delle domande telefonicamente oppure potete mandare i messaggi al 345 33, adesso vedete che la grafica 345 33, eccolo, per chiamare in diretta 049 80 77753, per i messaggi 345 33 41171, per mandare l'email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Buonasera signor sindaco. Buonasera, buonasera. Ormai da molto che non ci vediamo, come va la prima domanda? Va bene, so qualche problemino ma fa parte del normale. Non qualche problemone, inizio di chiedere qualche problemone perché con questa scusa di energia, l'aumento dei prezzi, mi sembra che il Comune stia dando anche un contributo ovviamente ai cittadini che hanno più bisogno. Ci racconti un po' questa parte che è quella più delicata, quella più d'attualità? Il problema energetico è molto grosso, obiettivamente, anche per il Comune, amministrazione comunale. Solo in questi giorni è aumentato di ulteriori 5 milioni, siamo a 21 milioni, mancanza di risorse per il prossimo bilancio 2023. Voi sapete che ogni amministrazione comunale deve fare il bilancio preventivo dell'anno prossimo, non riusciamo a oggi non riusciamo a chiudere il bilancio, nel senso sono talmente tante risorse che servono che non riusciamo a chiudere il bilancio, ci vuole la copertura, non abbiamo la copertura. Perché e quindi? L'amministrazione pubblica, palestre, scuole, tutto quello che serve. Io sono convinto che il governo darà una mano, anche perché tutti i comuni sono nella stessa situazione. Noi cerchiamo di aiutare anche chi ha bisogno, nel senso di bollette, però c'è stato un ulteriore aumento in questi giorni dell'energia elettrica e del gas, per cui c'è una grossa difficoltà, bisogna essere uniti, stare attenti a chi ha più bisogno, ma pensate che se uno che ha una bassa pensione o un basso reddito arriva a 200-300 euro di bolletta energetica o gas, diventa un problema sociale importante. Lo dico da qualche mese, era prevedibile questo. Bisogna sicuramente trovare un sistema, sarà il scostamento di bilancio da parte del governo, sarà un contributo particolare per tutti i comuni, una soluzione deve essere. Se avete sentito, Germania ha stanziato 200 miliardi di euro, non si è allineata con l'Europa, è andato via un po' per conto suo. Penso che il governo italiano dovrà fare più o meno una cosa del genere, non parlo di entità ovviamente, ma come sistema, perché non solo per delle famiglie di soggetti fragili, ma anche delle aziende. Si rischia di far chiudere le aziende, vuol dire disoccupazione, vuol dire grossi problemi. Veramente è un periodo che... C'è anche la possibilità di una recessione, quindi nei prossimi mesi? Pensiamo che saremo a 8 punti di recessione, di inflazione, scusate. Inflazione. Vuol dire che quando uno va a fare la spesa, si accorge immediatamente, il costo della vita è importante. È un momento in cui, al di là delle scelte politiche, vanno mantenuti nervi saldi, stare attenti un po' a tutti quanti, specialmente alle aziende, perché vuol dire sono disoccupazione, alle famiglie fragili, agli anziani. Veramente pensate, le scuole, come si fa? È un po' difficile fare stare a 19 gradi i bambini. Nelle palestre non si possono riscaldare perché non riusciamo a dare contributi, piuttosto che piscine sono chiuse, a parte quelle di Avalon, per loro fortuna hanno l'acqua termale, per me, ma sono di piccole cose, sono cose importanti, che va da sé che bisogna stare uniti a tutti i livelli, parlo di politico anche, non serve fare in questi casi qua, non c'è quello del politico, dobbiamo stare tranquilli tutti quanti, trovare soluzioni, perché è quello che serve. E trovare soluzioni. Non è facile, però insomma, io sono convinto che senza litigare, stando tutti uniti. Esempio, faccio un esempio abbastanza banale, non banale, solo per chiarire. Io ho accettato di fare il presidente della provincia perché mi interessava che tutti i comuni fossero d'accordo con linee di principio. Non è per fare il presidente della provincia, per carità è un ruolo importante, non sto dicendo questo, però quello che mi interessa a me, mi interessa ai cittadini, è che
quasi 1 milione di persone siano tranquille cercando di risolvere i problemi, che sono grossi, sono tanti: la guerra, l'inflazione, l'energia elettrica, il gas, e ecco, siccità. stiamo vedendo proprio l'immagine del suo insediamento che volevo... Per carità, non lo per me, sto dicendo assolutamente, però quello che mi interessa, ho detto ai sindaci, sono loro i presidenti della provincia, non sono io, perché ognuno è un sindaco, ognuno rappresenta un comune importante, che sia 3.000 persone, 20.000 o 200.000, ogni sindaco ha delle responsabilità importanti in questa fase. Di conseguenza bisogna essere uniti e lavorare per la comunità. Senta, in questo doppio incarico, ovviamente anche ne fare i complimenti, al di là di questo, lei prima con il governo precedente aveva instaurato un buon rapporto, era riuscito la sua amministrazione a portare molti euro, gioco di parole, per il comune di Padova. Ecco, con questo nuovo governo dovrà instaurare un nuovo rapporto, sarà più difficile, più complicato, oppure sarà la stessa prassi che c'era in quello precedente? Io penso che sarà uguale, nel senso, io collaboro, al di là del colore politico, collaboro con tutti, e per cui non credo sarà differenza. Chiaramente bisogna riallacciare rapporti anche personali con le persone, molte volte, molto spesso dipende anche dai rapporti che ha uno con i vari ministri, sottosegretari, penso che anche se cambia il colore politico di un governo, alla fine deve badare all'interesse dell'Italia. Non penso che sia fattibile fare cose differenti di quello che faceva Draghi, perché al di là della logica politica, ma il discorso energetico sembra quello: gas, guerra. Poi leggo quello che dice il probabile premier Meloni, mi sembra che sia molto diverso. Non le invidio, perché penso che sarà un ruolo molto molto difficile. Io ho un pensiero che l'ha detto, lo facciamo vincere, così i problemi li risolve qualcun altro, perché a molte parti dal mio modesto punto di vista personale... No, il problema è l'Europa è fondamentale per quel che mi riguarda. Mi è dispiaciuto l'atteggiamento della Germania, che va avanti per conto loro. In questi casi qua per carità loro se lo possono permettere per non avere il debito nostro. Però, come dico, Padova deve essere unita con i sindaci, con i 102 sindaci, anche l'Europa deve essere unita, non ci sono tante soluzioni in questi casi, almeno io penso così. Litigare non serve, dobbiamo essere responsabili, trovare soluzioni, stare attenti ai più fragili, agli anziani, ai bambini. Abbiamo grosse responsabilità. Ecco, il comune, oltre a questa responsabilità, farà qualcosa? No, noi stiamo già pagando chi ha bisogno in termini di bollette. Quello che riusciamo a fare non è facile anche per noi, per cui quando dicevo prima mancano 21 milioni di spesa corrente, bisogna distinguere le due cose. Noi abbiamo parecchie risorse per quanto riguarda il PNRR, per cui vuol dire tram, vuol dire tantissime cose, la cella, e questi sono investimenti che il governo dà, l'Europa barra governo. Mentre per la spesa corrente, che vuol dire stipendi del personale, energia elettrica, abbiamo difficoltà. Uno può spostare risorse PNRR su spesa corrente, non si può. Per cui io sono convinto che il governo aiuterà. Non sono in difficoltà solo Padova, difficoltà tutti i comuni del Veneto, parlo, in cui ho scambio di idee, scambio di rapporti, e se in difficoltà il Veneto vuol dire che gli altri sono cartoni animati da non per essere chiari. Va bene, allora ritorniamo invece ai problemi della città e della provincia. Allora, del nuovo presidente della provincia l'abbiamo già letto, è stato eletto lo scorso 10 settembre. Senta, oggi si è riunito il tavolo tecnico dell'emergenza idrica ed è stata analizzata la situazione della città nei fiumi, l'acqua scorre grazie alle manovre idrauliche del Genio, ma la portata registra un deficit del 30%. È il rischio che già in primavera si ripresenti la siccità dell'estate scorsa. Per questo è importante non sprecare, Sindaco? Sì, ognuno di noi pensa che sia risolto il problema della siccità. Non è ancora risolto. Manca 32-33% rispetto allo standard abituale, per cui non si può sprecare l'acqua. Penso che tutta questa storia dell'energia elettrica, dell'acqua, siccità, deve insegnarsi una cosa: non si può più sprecare. Lo spreco non è più consentito. Io spero ritorneremo a una situazione normale per quanto riguarda l'acqua, ma se non nevica, se non piove in montagna, se non piove in maniera adeguata, ci troveremo
prossima primavera con stessi problemi, ma sono problemi importanti poi, sono di salute, vuol dire West Nile, vuol dire zanzare che prolificano, muoiono, sono morte le anatre, sono veramente problemi, pesci, odore, chiaro, responsabilità per quanto riguarda la salute delle persone. Non è più consentito, ognuno di noi, se ognuno di noi fa un piccolo, non sempre pensare agli altri, se ognuno di noi fa un piccolo, quando si lava i denti, finché si lava, l'acqua va chiusa, sono poche cose, ma se ognuno fa queste piccole poche cose, i ragazzini, i miei nipoti, vero che le fanno, perché a scuola gliene hanno insegnate, gli adulti sono un po' meno, per cui bisogna imparare a non sprecare l'energia elettrica, non si può essere acceso il riscaldamento con la finestra aperta, poco da fare, è finita questa cosa. Penso sia l'unica cosa positiva che deriva da questa situazione, acqua. Ecco, prima di leggere i messaggi nel ragionamento dell'acqua e della situazione idrica, e poi tra poco dove c'è lo sviamento a Brusegana ci sarà un nuovo bacino di laminazione, dunque se dovesse succedere gli alluvioni almeno quella zona della città dovrebbe essere in parte riparata dai lavori che stanno facendo, che dovrebbero essere pronti a fine novembre, presumo. Sì, adesso fra poco vedremo anche le immagini. Il bacino di laminazione è molto importante. Siamo un po' in ritardo, però a fine viene fatto, è salvaguardia della città. I bacini di eliminazione sono importanti proprio per questo motivo, salvaguardia della città. Come diciamo, siamo attenti a non sprecare acqua, dopo ci può essere purtroppo l'acquazzone improvviso che può mettere, basta ricordarsi cosa è successo nelle Marche. L'ambiente ormai fa parte dell'obbligo di ognuno di fare qualcosa, per cui ambiente, solidarietà sociale, inquinamento. E quando sarà pronto a fine novembre quel bacino? Non so se abbiamo le immagini, lo chiedo a Claudio Marco. Sono quasi terminati i lavori. Quindi non abbiamo ancora, Dennis mi sta dicendo che non abbiamo ancora le immagini. È un bacino molto grande. Sì, no, si vedono i lavori, si vedono le... E va bene, allora andiamo a leggere i messaggi. Dennis, iniziamo a leggere i primi, andiamo con il primo. Sindaco, ci sono degli aiuti per le famiglie che non riescono a pagare le bollette? Se riusciamo a mettere l'audio studio chiedo ai tecnici, che dovrebbe essere già... Riproviamo, Sindaco, allora io ho il monitor distante, ovviamente non mi è di aiuto. Sindaco, ci sono aiuti per le famiglie che non riescono a pagare le bollette? È la domanda che le ho fatto prima, quindi sì, noi la prima domanda la faccio io. Noi stiamo aiutando al limite possibile, in questi casi c'è un budget sul sociale molto importante, sta anche esaurendo. Che caratteristiche deve avere uno per chiedere? L'ISEE deve essere un certo tipo di reddito, se no non può essere aiutato. E quindi la domanda che le faccio, che ovviamente le farebbero anche i telespettatori, nel momento che arriva questa richiesta, in quanto tempo il Comune riesce a soddisfare le esigenze? Siamo molto veloci, il sociale è molto veloce, anche perché se no non ha senso, uno non può dire ti aiuto tra 3 mesi. Non sono molto veloci come risposta, non so, 10-15 giorni. In tempo rapido, insomma, in tempo rapido riesce a soddisfare. Il settore sociale è molto rapido. Anche perché le in bollette... tutti i sensi, perché uno ha bisogno di aiuto, non può essere aiutato tra 2 mesi, non ha senso, insomma. Proviamo un secondo, vediamo se abbiamo ripristinato l'audio dalla regia. Buonasera Sindaco, segnalo troppe auto che corrono veloci in via Chiesa Nuova. So che ci sono gli autovelox, ma le date le multe? Non se le diamo. Vediamo come, dopo dicono che il Comune vuole fare cassa. È vero, ma non solo via Chiesa Nuova, spesso e volentieri in tante strade si viaggia a alta velocità. Ci sono tirette, proprio in via Chiesa Nuova, sono 2, per cui vi garantisco che le multe si danno, e quando uno le prende dopo si incavola perché dice ecco il Comune vuole fare cassa, però bisogna andare piano, perché veramente, anche perché noi abbiamo tante biciclette, monopattini, gente che va a piedi, per cui bisogna stare attenti e noi non cambia niente andare a 30 all'ora, 50 all'ora. Se si rischia solo di far male a qualcuno e provocare gravi guai agli altri, per cui si va piano e tranquillo, non cambia niente il tempo. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis. Ma le fontane ripartiranno? Non si possono tenerle accese senza usare sempre nuova acqua? Le fontane, proprio il motivo di prima, sono ancora chiuse perché c'è ancora il problema idrico.
Apriremo a breve quelle che a ricircolo, quelle che non consumano acqua, ma le altre devono stare chiuse per forza. Finché non è risolto il problema idrico non si possono aprire. E non si possono sistemare le altre che... Si può fare tutto, basta avere i soldi. Sono risolto, si è capito la risposta. Mi piace, sì, si può fare attorno, sì, basta avere i soldi e si fa tutto questo. No, io l'ho chiesto se non si sa. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis, credo sia l'ultimo di questa serie. Case Ater, ci saranno nuovi alloggi in futuro? Sempre più famiglie hanno bisogno. Questa è una priorità. La casa, non faccio quelli di sinistra e di destra, ma è una priorità. La casa è una cosa importante. Guarda, sono stato oggi con l'assessore Benciolini e l'assessore Colonnello, Marina Colonnello, proprio all'Ater, assieme all'Ater stesso, il presidente, che ringrazio, il direttore, proprio per vedere via palestra come proseguono i lavori. C'è un ottimo rapporto di collaborazione con l'Ater. È veramente un impegno difficile loro. Serviranno molte case. Noi ci stiamo pensando, cerchiamo di lavorare in questo senso. La casa è una cosa importante e ci piacerebbe essere ricordati come amministrazione che pensa alla casa. Ripeto, è difficilissima la faccenda, molto complicata, però penso che sia un impegno obbligatorio, tra virgolette, dedicarsi alla casa, specialmente ovviamente parlo per chi ha bisogno, per chi ha necessità. Poi dico un'altra cosa: chi si comporta male, chi non rispetta i condomini, chi abusa dell'abitazione perché non ha diritto, mi spiace, ma viene allontanato in maniera veloce. Prenderete dei provvedimenti, insomma. Li stiamo già prendendo. Chi disturba i vicini, chi si comporta male, deve uscire. Perfetto. Senta Sindaco, ho molte cose da chiedere ovviamente, iniziamo allora con la seconda linea del tram che è stata affidata alla progettazione per il proseguimento della seconda linea fino a Legnaro grazie ad altri 800.000 euro. No, non è così. No, la progettazione? Sì, la progettazione. Chiedo scusa, ho detto è stata affidata la progettazione. Scusi. La progettazione per il proseguimento della seconda linea fino a Legnaro grazie agli 800.000 euro messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture. Tutto giusto? Perfetto. Ovviamente sarebbe molto bello arrivare a Legnaro. C'è l'università, Agripolis, e abbiamo le risorse per fare il progetto. Stiamo anche aspettando e cercando di avere risorse per fare il progetto. Il discorso è progettare, poi realizzarlo sono due cose diverse. Per quanto riguarda questo progetto, invece per quanto riguarda le linee già in essere, le altre sono già iniziati i lavori vicino alla rotonda dell'ospedale, vedo che ci sono dei lavori in corso. Sono tutti i sottoservizi che dobbiamo fare, che stanno realizzando anche molto che blocca tutta Padova, ovviamente. Ovviamente ci sarà qualche problema. Dopo è scontato che la gente capisca queste cose. Lo so che ognuno si arrabbia perché c'è la coda, perché non si passa, però non c'è niente da fare, i sottoservizi sono basilari, ne approfittiamo anche per sistemare il gas, la fognatura, l'acquedotto, tutto quello che c'è sotto. È un lavoro importante che deve essere fatto e consentirà poi di fare velocemente per quanto riguarda i binari dello stesso tram. Senta, prima delle vacanze lei mi aveva detto in questa una delle ultime trasmissioni che anzi anche prima purtroppo delle vicende politiche, delle votazioni, e abbiamo interrotto proprio per quel motivo la ripresa, aveva detto che erano un po' bloccate le asfaltature della città perché avevano chiesto gli aumenti, ovviamente queste ditte che dovevano fare questi lavori. Ho visto che invece la città hanno ripreso, di notte ci sono molte strade che cominciano a essere asfaltate, quindi si sta sistemando sotto l'aspetto economico questa problematica? No, sono ancora carissimi, il bitume è aumentato in maniera, sta scendendo i prezzi, però sono ancora molto alti, parlo proprio della base, ferro, legno, acciaio, i primari sono ancora a prezzi alti, stanno scendendo. Ci auguriamo tutti che entro il fine dell'anno scendano ulteriormente. Io parlo delle asfaltature. Le asfaltature diciamo che sono abbassati e stanno lavorando e procedendo. A suo tempo, quando sono fatte le gare, erano talmente alti i prezzi del prodotto rispetto all'offerta che le aziende sono fermate. Abbiamo aumentato i prezzi, ovviamente facendo una nuova gara e adesso stanno lavorando, non come vorremmo, però cerchiamo di fare
il massimo che è possibile. Oltre ad essere prodotti sono costosi, c'è anche difficoltà a trovarli ancora. E tutti quelli che hanno a fare con o 110 o restauro locale lo sanno, si fa fatica a trovare i prodotti. Andiamo un attimo in pubblicità. Ma tanta fatica. Magari preso